L'evento di oggi dimostra che i sardi hanno capito che finalmente il turismo è il volano della Sardegna, è l'economia della Sardegna. Bisogna ripartire facendo sistema, questo è un fatto positivo. E per quanto riguarda la comunicazione, che è un aspetto che è stato messo in evidenza proprio questa mattina, la comunicazione nel settore del turismo, quanto è importante? Proprio l'altro giorno informavo i presenti di oggi che ho predisposto un piano di comunicazione a livello regionale con tutta la stampa regionale, quindi è importante comunicare e parlare una sola lingua. Il messaggio di ciò che noi diamo deve essere univoco, ma è importante tutti assieme. Cominciamo a parlare bene noi della nostra Sardegna. Turismo, artigianato, commercio, agroalimentare, mettere insieme tutti questi aspetti. Lo stiamo facendo, io sono anche assessore al commercio e artigianato, l'enogastronomia, la storia dei vini, l'artigianato, l'archeologia, la storia della Sardegna, non possiamo farne a meno. Il turismo esperienziale, il turismo religioso sono tutte cose che faranno la differenza, perché c'è una gran parte del mondo che vuole e richiede questo tipo di turismo.